Buongiorno a tutti, un saluto. Oggi parliamo della strada delle 52 gallerie, un'opera faraonica costruita dall'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale sul versante meridionale del Monte Pasubio. Ci troviamo in provincia di Vicenza. Oggi cominciamo con un'introduzione storica, seguiranno altri video più dettagliati sui singoli segmenti della strada. Quindi nell'immagine vedete qui sotto l'ingresso della strada delle 52 gallerie, un ingresso che non è trionfale ma è sicuramente importante, e sullo sfondo vedete il parcheggio dove tradizionalmente si lascia la macchina per cominciare il percorso. Ci troviamo in località Bocchette Campiglia. In questa immagine si può vedere un po' meglio, vedete il parcheggio è qui, siamo appunto a Bocchetta Campiglia, 1216 metri sul livello del mare, e qui si imbocca la strada, sono circa 6600 metri, grosso modo, 2/3 dei quali a mezza costa, quindi una strada ricavata diciamo sul versante della montagna, no? A dirupo, e circa 1/3 dei quali, quindi più o meno 2200 metri, invece attraverso le gallerie. Quindi se noi giustapponessimo tutte e 52 le gallerie, otterremo più o meno un grandissimo tunnel di 2200 metri. Si parte, ripeto, da 1216 metri e si arriva fino al rifugio Papa, che si trova qui, dopo la 52esima galleria. Siamo a 1928 metri d'altezza. Il dislivello però si calcola naturalmente dal punto più basso al punto più alto. Il punto più alto lo si raggiunge appena usciti dalla 48esima galleria. Siamo più o meno in questa zona qui. Usciti dalla 48esima si arriva a 2000 metri, per cui il dislivello calcolato da Bocchetta Campiglia fino alla 48esima sono 784 metri di dislivello. Poi usciti dalla 48esima comincia la discesa e a un certo punto, appunto in discesa, si vede in lontananza il rifugio Papa. Ecco. Storicamente il Pasubio è importante anche e soprattutto perché sul Pasubio corre il confine tra Veneto e Trentino. Lo si vede bene in questa immagine qua. Vedete, se seguiamo la linea verde, che sto seguendo io adesso col mouse, che è la linea che segna il confine tra Veneto e Trentino, proprio lì a metà si trova il Monte Pasubio. Siamo sul versante meridionale in provincia di Vicenza, sul versante settentrionale in provincia di Trento. Qui sotto lo vedete un po' meglio, vedete? Questo qui all'interno della linea tratteggiata bianca è il Monte Pasubio. Il confine non corre proprio a metà, anzi, diciamo che la stragrande maggioranza la gran parte del Monte Pasubio in realtà è trentino. Il confine corre qui, sul lembo meridionale, dove c'è il rifugio Achille Papa, punto d'arrivo diciamo della strada delle 52 gallerie. Se uno guardasse dall'alto il rifugio Papa vedrebbe che di lì a 20-30 metri corre proprio il confine tra Veneto e Trentino. Il rifugio Papa è in Veneto, ma 30 metri più in là già comincia il Trentino Alto Adige. Ecco. Quello che oggigiorno è un confine tra due regioni, per lungo tempo è stato evidentemente un confine tra due stati, tra lo Stato italiano, una monarchia, e l'Austria o l'impero austriaco, poi impero austro-ungarico. Quel confine diventa un confine nazionale nel 1866, quando scoppiò la terza guerra d'indipendenza. L'Italia ambiva ad annettere il Veneto era parte dell'impero austriaco, scoppia questa terza guerra d'indipendenza, da un punto di vista militare gli italiani non fanno bella figura perché perdono due battaglie, una terrestre a Custoza, l'altra marittima a Lissa, però la Prussia, alleata dell'Italia, sconfigge l'Austria e quindi, insomma, attraverso la mediazione della Francia, l'Italia riesce ad ottenere il Veneto. Correva l'anno 1866, per cui quel nuovo confine diventa un confine, ripeto, tra stati, tra l'Italia e l'Austria, tra l'altro acerrimi nemici, perché per tutto il 1800, insomma il Risorgimento, no, è stato compiuto spesso e volentieri dall'Italia o dal Piemonte contro l'Austria. Non a caso, dal 1866 in poi, naturalmente su quel confine comincia a diventare piuttosto sensibile e di lì a poco nascono gli Alpini. Gli Alpini nascono 5 anni dopo,
nel 1872, proprio con lo scopo di presidiare e controllare quel nuovo confine montano, che non c'era fino a pochi anni prima, no? Perché prima il confine correva sulla pianura, ora il confine tra Italia e Austria correva in montagna e quindi c'era bisogno di una nuova forza armata, efficace ed esperta che presidiasse quei confini, e nascono gli alpini. Poi cosa volete, la politica fa i suoi miracoli e pochi anni dopo, nel 1882, l'Italia, fino a quel momento acerrima nemica dell'Austria, si allea con l'Austria e con la Germania, perché nel frattempo la Prussia aveva creato la Germania, no? Era nato questo nuovo Stato. Nasce la cosiddetta triplice alleanza, Germania, Austria e Italia, 1882. Certo è che se sulla carta Italia e Austria erano alleate, di fatto continuava a non correre buon sangue tra le due potenze e soprattutto entrambe nutrivano scarsa fiducia reciproca. Tanto è vero che sia l'Italia sul versante meridionale sia l'Austria sul versante settentrionale, entrambi gli stati cominciano a fortificare i confini, erigendo sostanzialmente dei forti a presidio delle valli, in modo tale da scongiurare, eventualmente respingere, le invasioni paradossalmente dell'alleato o dell'austriaco o dell'italiano, perché è vero che erano alleati, ripeto, ma non si fidavano per nulla gli uni degli altri. Ecco, fino a quando scoppia la prima guerra mondiale, era il 28 luglio del 1914. L'Italia, vi dicevo, era formalmente alleata dell'Austria, ma dichiara la propria neutralità, e tutto sommato anche con delle ragioni valide, perché l'Italia, secondo la triplice alleanza, avrebbe dovuto scendere in guerra a fianco dell'Austria e della Germania solo se quest'ultime fossero state attaccate, non se avessero dichiarato guerra. Invece sappiamo che la prima guerra mondiale scoppia quando la Serbia respinge l'ultimatum austriaco e l'Austria formalmente dichiara guerra alla Serbia. Poi poteva anche avere le sue ragioni, l'attentato a Sarajevo, quello che volete, ma formalmente è l'Austria che dichiara guerra alla Serbia. Per cui l'Italia, appellandosi al carattere difensivo della triplice alleanza, decide di dichiarare la propria neutralità. L'Austria invece combatte come? E schiera un immenso numero di uomini sia sul fronte balcanico contro la Serbia, sia sul fronte orientale contro la Russia, perché anche la Russia entra in guerra, come sappiamo, no? E si crea tutto il fronte al quale si contrapponevano tedeschi ed austriaci. La neutralità dell'Italia impensieriva e non poco Vienna, perché Vienna indovinava che l'Italia avrebbe potuto entrare in guerra, magari non l'avrebbe fatto, ma c'era la possibilità. E se l'Italia fosse entrata in guerra, certamente non sarebbe entrata in guerra a fianco dell'Austria, ma contro l'Austria. Quindi capite che la triplice alleanza era andata a farsi benedire. E sarebbe entrata in guerra l'Italia per recuperare le terre irredente, e quindi Trento e Trieste. E questo, ripeto, era una potenziale spina sul fronte meridionale non di poco conto, perché l'Austria intanto sapeva che aveva pochi uomini a disposizione, perché la grande massa dell'esercito doveva essere schierata, ripeto, sul fronte balcanico e sul fronte russo. E quindi aprire un ulteriore fronte anche a sud significava diluire le forze, quindi indebolirle complessivamente. Ma poi l'Austria era anche consapevole che la linea più avanzata dei propri forti, quelli a presidio del confine italo-austriaco, era ancora piuttosto debole, poco efficiente. Per cui cosa decise di fare l'Austria? Di arretrare la linea militare. Attenzione, non il confine politico, il confine tra Italia, o se volete Veneto, e Austria rimaneva quello, ma la presenza militare, già allo scoppio della prima guerra mondiale austriaca, venne fatta arretrare di diversi chilometri per assestarsi su una linea difensiva ben più arroccata, ben più efficiente, in modo tale che se l'Italia fosse entrata in guerra gli austriaci avrebbero potuto, come dire, contrastarli efficacemente. Per cui, con lo scoppio della prima guerra mondiale, il Monte Pasubio, che in gran parte era trentino e quindi austriaco, diciamo fino qui al rifugio Papa più o meno, viene sgomberato. Gli austriaci si ritirano più a nord. E anche tutta questa catena qui, questo è il Carega, questo è lo Zugna,
tutta questa dorsale del Carega-Zugna viene abbandonata dai militari austriaci che, ripeto, si arroccano un pochino più a nord, a presidio di Rovereto, austriaca naturalmente, e sulle zone degli altipiani di Folgaria e di Lavarone. Gli italiani non ne approfittano. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Italia si era dichiarata neutrale, per cui il confine politico rimane tale quale, i militari italiani non sconfinano dall'altra parte perché era neutrale, per cui non cambia niente da un punto di vista geopolitico. Però è chiaro che nei chilometri che si aprivano di fronte al confine c'era, verrebbe da dire, una prateria, cioè c'era tutta una dorsale libera da occupare. Fino a quando, naturalmente, l'Italia, come sappiamo, scioglie i dubbi ed entra in guerra. Era il maggio del 1915, il 24 maggio del 1915. Come dice anche la canzone del Piave, no? Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio, insomma se la ricordano tutti. Si forma, vedete nella slide, immediatamente un fronte di circa 600-700 km, dipende da come li si calcola. Un fronte quindi, ripeto, italo-austriaco naturalmente. Dal passo dello Stelvio, tra la Lombardia e l'impero austro-ungarico, fino al Carso, quindi siamo qui, zona della Venezia Giulia. E l'Italia schiera immediatamente 4 armate, cioè l'esercito italiano si articolava in 4 armate. La terza armata, vedete, era schierata qui, dal Mar Adriatico fino alla zona del Carso, e erano circa 40 km di lunghezza, fino più precisamente all'abitato di Manzano, che si trova qui. Ecco. Il quartier generale era Porto Gruaro, il comandante, era generale d'armata, era il duca d'Aosta, poi chiamato il duca Invitto, era il cugino del re Vittorio Emanuele III. Scopo della terza armata, vedete che presidiava pochi chilometri tutto sommato, quindi vuol dire che c'era una grande concentrazione di uomini, era quello di sfondare le linee nemiche, quindi oltrepassare l'Isonzo, perché gli austriaci si erano arroccati al di là dell'Isonzo, per poter prendere Trieste. Stessa cosa possiamo dirla per la seconda armata, vedete che si trova collocata nella posizione adiacente, cioè andiamo sempre dal villaggio di Manzano, eccolo qua, fino diciamo alle Alpi Giulie, un pochino più a nord di Caporetto, quartier generale era Udine, erano circa 70 km da presidiare. Generali saranno in successione Frugoni e poi Capello. Capello è uno dei generali che rimane più famoso nella Prima Guerra Mondiale perché è considerato un corresponsabile della disfatta di Caporetto, d'altronde era proprio lui che doveva presidiare quella zona, per cui poi venne collocato a riposo. Ecco, anche la seconda armata aveva la stessa funzione della terza armata, sfondare le linee nemiche oltre l'Isonzo per poter, come dire, dilagare in territorio austriaco e giungere a prendere l'Istria, poi soprattutto Trieste. Ancora c'era la quarta armata. Quarta armata, vedete che aveva un arco difensivo ancora più ampio, 200 km. Andiamo dalle Alpi Giulie per le Alpi Carniche fino alle Dolomiti, al Cadore. Ecco. Generali che si susseguirono furono prima Nava, poi Robilant. Anche questa armata aveva una funzione offensiva, però in realtà poi fece poco. Le vere armate che andarono all'assalto più di altre furono le due precedenti, la terza e la seconda, tanto è vero che sull'Isonzo ci saranno 12 battaglie, no? Sempre nel tentativo di sfondare, che porteranno a poco. La sesta battaglia porterà sia alla presa di Gorizia, ma poco altro, insomma, poi la 12ª battaglia dell'Isonzo, la disfatta di Caporetto, e quindi lì si apre un altro capitolo della guerra mondiale italiana. E poi c'era la prima armata, che è quella che a noi interessa di più in questo momento, e cioè la prima armata. Notate l'estensione del fronte, era quello più ampio, dal passo dello Stelvio, attraverso tutto il confine lombardo-trentino, fino ad arrivare al confine veneto-trentino, fino a Passo Cereda, che si trova qui. Ok, siamo poco più a nord di Feltre. Prima armata era comandata dal generale Brusati e poi, e vedremo perché questa vicissitudine, dal generale Giraldi. Veniamo a noi. Lo scopo della prima armata era, secondo gli ordini di Cadorna,
che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, per cui voglio dire il capo supremo dei militari. Al di sopra di Cadorna non c'era più una figura militare, c'era una figura politica e quindi il ministro della guerra. Quindi Cadorna aveva pensato alla prima armata come un'armata di carattere difensivo, cioè la prima armata non doveva spingersi troppo a nord in Trentino, doveva semplicemente fungere da difesa per proteggere le spalle alle altre armate, soprattutto la seconda e la terza, no? Quelle che erano schierate qui dove vi sto mostrando, le quali sì avevano il compito di sfondare, ma per sfondare bisognava salvaguardare tutte le retrovie, ovviamente, no? Perché tutti i rifornimenti giungevano dal rimanente territorio italiano, per cui la prima armata doveva semplicemente collocarsi in posizione difensiva, dando modo alle altre di essere fornite nel modo più efficiente possibile per poter sfondare e dilagare oltre. Cosa succede però? Che quando scoppia la prima guerra mondiale, la prima armata che presidiava il Pasubio, perché si trova, no, in quell'arco del fronte che vi ho mostrato prima, di fronte a sé trova sostanzialmente enormi spazi vuoti, perché vi dicevo che gli austriaci si erano ritirati diversi mesi prima, nel luglio del 14, allo scoppio della prima guerra mondiale. Per cui il generale Brusati cosa fa? Fa avanzare le truppe. Non trova nemici, non trova sostanzialmente resistenza, per cui vedete gli italiani riescono ad occupare tutta la dorsale del Carega e dello Zugna, qui a ovest, ma riescono anche a occupare tutto il Pasubio e addirittura giungere presso Rovereto e a lambire la parte più meridionale dell'altopiano di Folgaria e di Lavarone, che si trovano, adesso sono fuori dalla mappa, ma più o meno in questa zona qui. Per cui un atteggiamento non esattamente difensivo, come aveva ordinato di fare Cadorna. E tantomeno Brusati si preoccupò di fortificare le posizioni raggiunte, anche perché lui pensava che spingendosi oltre la catena montana del Pasubio e dello Zugna avrebbe potuto occupare delle posizioni più facilmente vivibili in inverno, perché poi c'era l'inverno tra il 15 e il 16, no? da dover attraversare ed era meglio attraversare quell'inverno in posizioni climaticamente più idonee, insomma. E quindi si colloca lì. E certo è che nel frattempo l'Austria non dormiva. Il capo di Stato Maggiore austriaco era Conrad, che da anni esprimeva grandissima ostilità nei confronti dell'Italia. In quello stesso inverno, tra il 15 e il 16, riteneva che il momento fosse propizio per infliggere all'Italia una giusta sconfitta e una giusta punizione. Nel dicembre del 1915 la Serbia era stata di fatto sconfitta e l'Italia stava dimostrando scarsa efficienza sul fronte dell'Isonzo, sul fronte del Carso, quindi la seconda e la terza armata, perché erano già state consumate 5 battaglie dell'Isonzo, no, 4 battaglie dell'Isonzo e l'Italia non era mai riuscita a sfondare, di fatto. Per cui era giunto il momento di passare al contrattacco. E quindi si comincia a pensare alla famosa Strafexpedition, progettata dal tenente colonnello Karl Schneller. E in cosa consistiva questa Strafexpedition? Si trattava, abbastanza semplicemente, di ritirare degli uomini dal fronte orientale, quindi sottrarre truppe dai Balcani e dal fronte orientale, circa 380.000 uomini, e di formare 14 divisioni, le quali avrebbero dovuto attaccare e sfondare in Trentino, sul cosiddetto saliente trentino. Saliente perché è come un angolo, no? Uno spigolo il Trentino che si incunea nei confini politici italiani. Sfondando in Trentino, più o meno in questa zona qui, vedete, quindi diciamo dalla Vallagarina, dal lago di Garda fino agli altipiani di Asiago,
Gli austriaci avrebbero poi potuto dilagare in pianura padana e giungere fino all'Adriatico. Se fossero giunti fino all'Adriatico, avrebbero tagliato completamente fuori la quarta, la seconda e la terza armate italiane. E quindi fondamentalmente la gran parte dell'esercito italiano sarebbe stato tagliato fuori dalla madrepatria, con ogni probabilità non sarebbero più giunti i rifornimenti e quindi l'Italia avrebbe perso la guerra, probabilmente avrebbe chiesto la resa, forse sì, forse no, ma il colpo sarebbe stato terribile. L'idea era proprio quella di mettere l'Italia in ginocchio e obbligarla a chiedere la resa. Guardate che era uno scopo estremamente ambizioso, perché nemmeno nell'offensiva di Caporetto, la 12ª battaglia sull'Isonzo, si proponeva uno scopo così ambizioso, quello di mettere in ginocchio l'Italia e obbligarla di fatto a chiedere la resa. Per cui i preparativi vennero presi con tutti i crismi del caso. Cadorna, dal canto suo, non riteneva possibile un attacco dal saliente trentino. Lui sapeva che quel settore è particolarmente malagevole, difficilissimo fare la guerra a quelle vette, a quelle cime in montagna, rifornire i militari, farli combattere, dare loro il cambio. E poi comunque lui sapeva che gli austriaci non avevano a disposizione un'infinità di uomini e dovevano reggere l'urto molto forte dei russi ad est, non avrebbero potuto sottrarre forze da quel settore. Tanto più che Cadorna, che conosceva ovviamente dall'interno le proprie forze armate meglio di come gli austriaci le conoscessero dall'esterno, prevedeva che per sfondare sulla zona del Trentino ai danni della prima armata, gli austriaci avrebbero dovuto schierare una trentina di divisioni. Tenete conto che più o meno una divisione, per dare una cifra, sono circa 20.000 uomini. Pensate che l'autore del piano operativo della Strafe Expedition, scusate, questo Karl Schneller, aveva previsto l'utilizzo di 20 divisioni, ne diedero solo 14 perché non avevano più uomini. Cadorna ne prevedeva 30, per cui insomma a maggior ragione Cadorna pensava che non sarebbe stato possibile sfondare lì, tanto più che era nell'aria, ormai si ventilava, l'ipotesi di un'offensiva in grande stile dei russi sul fronte orientale, quella che poi sarà l'offensiva Brusilov. E per cui potevano gli austriaci di fronte a questo attacco imminente che si andava ventilando sottrarre uomini per schierarli in Trentino? Assolutamente no. E tantomeno pensava Cadorna si potesse ipotizzare l'aiuto dell'alleato tedesco, perché quando l'Italia entra in guerra, inizialmente dichiara guerra solo all'Austria, non alla Germania. È vero che alcuni gruppi tedeschi di alpini bavaresi, gli Alpenkorps, si erano fatti vedere in Trentino, avevano dato una mano agli austriaci, però formalmente e paradossalmente l'Italia e la Germania non erano in guerra, anche se appartenevano a due schieramenti opposti, l'Italia aveva dichiarato guerra solo alla Germania e questo poi darà vita a un sacco di problemi, di pressioni diplomatiche affinché l'Italia dichiarasse guerra anche alla Germania e quant'altro. Comunque, Cadorna si fa i suoi conti e dice: quel settore è estremamente malagevole, gli austriaci non hanno abbastanza uomini, tanto più che adesso verranno attaccati dai russi, i tedeschi non daranno una mano agli austriaci, non c'è da preoccuparsi troppo. E però già nel febbraio del 1916, quindi siamo sempre nell'inverno, no? A cavallo tra il 15 e il 16, Cadorna comincia a sospettare qualcosa. Con un certo ritardo, tenete conto, perché la Strafe Expedition viene decisa a tavolino il 10 dicembre del 15, quindi diciamo 2 mesi e mezzo dopo Cadorna comincia a sospettare qualcosa. 2 mesi dopo circa. E perché? Intanto perché cominciano ad affluire sempre più uomini in Trentino. Decine di migliaia di uomini cominciano ad affollare Trento, Bolzano, le voci cominciano a correre, c'erano dei movimenti anomali. E poi ci sono dei disertori che ovviamente sapevano di questi movimenti e sapevano anche dell'imminente attacco in Trentino, che informano le alte gerarchie dell'esercito italiano. L'informazione arriva anche a Cadorna. E quindi Cadorna si insospettisce e verso la fine di aprile, quindi anche qui con un certo ritardo perché le informazioni cominciano ad arrivare a febbraio, verso la fine di aprile, a cavallo tra aprile e maggio, Cadorna decide di ispezionare personalmente il fronte della prima armata.
e quindi si reca in Val Sugana, si reca in altopiano d'Asiago, si reca in Val Lagarina e con un certo stupore si accorge che il generale Brusati, che era il generale della prima armata sottoposto di Cadorna naturalmente, non aveva per nulla ottemperato agli ordini che prevedevano l'assunzione di uno schieramento difensivo in quella zona, su posizioni di massima resistenza. Al contrario, Cadorna vide che la prima linea italiana era pericolosamente sbilanciata in avanti, in assetto offensivo per nulla arroccata, e c'erano 4-6 chilometri tra la prima linea italiana e le linee fortificate difensive della prima armata. E ovviamente la cosa non gli va per nulla a genio, tanto più che era nell'area questo attacco, la Strafexpedizione degli austriaci, e pertanto prende dei provvedimenti. Primo provvedimento, tromba Brusati. Brusati sollevato dal ruolo e sostituito da un altro generale, come vi dicevo prima, Giraldi, magari più, come dire, più docile alle direttive del suo diretto superiore che era Cadorna. E poi decide di rinforzare in termini di effettivi, quindi di numero di soldati, la prima armata. Alla fine di aprile la prima armata contava circa 160.000 uomini, vi ricordo che gli austriaci stavano per attaccare con 380.000 uomini, 2 armate, l'11ª e la terza. E grazie al rinforzo di Cadorna la prima armata arriva a 200.000 uomini, comunque di gran lunga inferiore rispetto al numero degli effettivi degli austriaci. Per quanto riguarda il povero Brusati, che è stato trombato da Cadorna, c'è da dire, apro una piccolissima parentesi, che forse Brusati assunse quell'atteggiamento offensivo perché o anche a causa dell'incalzare di un suo generale sottoposto, generale Andrea Graziani, generale come Brusati, però sottoposto rispetto a Brusati. Andrea Graziani era stato un generale molto energico, un generale anche con i controattributi, era uno che combatteva in prima linea, era uno che dava la carica agli uomini, che non aveva paura a mostrarsi al nemico. Pensate che alcune testimonianze degli austriaci ricordano che questa figura che scalmanata, che correva avanti e indietro in prima linea, che anche si sporgeva dalle trincee, con questa barba lunga, alla quale non sparavano gli austriaci perché lo pensavano o un cappellano o un infermiere. Pensate poi, invece era il generale. Era insomma un generale che ha anche ottenuto molte medaglie al merito, anche molto controverso perché utilizzò abbastanza spesso anche la condanna capitale. Nel caso delle insubordinazioni o di casi di indisciplina gravi, fece fucilare diversi uomini. E questo, come dire, gli creò una fama molto sinistra. Venne poi processato a fine guerra e comunque venne prosciolto, anche se dal punto di vista storico la sua rimane una figura controversa. Allora, questo generale Graziani, estremamente energico, estremamente offensivo nella sua mentalità, probabilmente ha influito sul suo generale direttamente superiore, e cioè Brusati, spingendolo a collocare in assetto offensivo tante unità della prima armata. Brusati però è un signore, si assume ogni responsabilità e lascia il posto della prima armata e viene sostituito dal generale Giraldi. La Strafexpedition comincia 2 settimane dopo, siamo nel 15 maggio del 1916. E 380.000 uomini austriaci, ripeto, si ammassano sui confini trentini. E inizialmente l'azione spinge più sull'ala destra austriaca e quindi per i primi 5 giorni ad essere investito è soprattutto il Pasubio. Naturalmente tutte quelle unità italiane che erano schierate in assetto offensivo vengono completamente distrutte e gli italiani devono immediatamente arretrare su quella linea difensiva auspicata a suo tempo da Cadorna. Gran parte del Pasubio viene presa dagli austriaci. Gli italiani devono tornare ad arroccarsi sul lembo meridionale, quello che vi mostravo prima. Le successive 3 settimane, invece, l'offensiva austriaca si concentra maggiormente sull'ala sinistra e quindi è Asiago che viene colta da degli attacchi sempre più violenti. Tanto che, come potete vedere qui nella slide, gli austriaci sfondano per diversi chilometri
e riescono ad occupare, a superare diverse cime e ad arrivare fino nella conca di Asiago. Lo stesso paese di Asiago, lo vedete qui, viene preso dagli austriaci, siamo a fine maggio del 16. Anche il paese di Arsiero, che si trova più o meno qui, viene preso dagli austriaci. Come dire, teste di ponte che avrebbero potuto consentire agli austriaci poi di ottenere l'accesso definitivo nella Val Padana e quindi mettere a segno l'obiettivo preposto, no? La Straffe Expedizione, arrivare fino al Mar Adriatico e mettere fuori gioco le armate sul fronte carsico, come vi dicevo prima. E qui Cadorna mostra una certa abilità, una certa efficienza, riesce a organizzare in fretta e in furia una nuova armata, la Quinta Armata, comandata da Frugoni e dal generale Giardino, aumenta gli effettivi nella zona degli altipiani, per cui pensate alla fine gli italiani schierati nella zona di Asiago e dintorni arrivano a 450.000 e quindi superano il numero degli austriaci, e l'offensiva austriaca di fatto fallisce. Il 16 giugno Conrad ordina l'arresto dell'offensiva e la ritirata degli austriaci su posizioni più favorevoli. Quello stesso giorno, il 16 giugno, parte la controffensiva italiana. Per cui, se guardate la mappa, dal 16 giugno in poi gli austriaci devono arretrare e, vedete adesso in questo momento, arretrano di un pochino. Asiago viene liberata, Arsiero viene liberata dalle truppe italiane, gli austriaci arretrano, ma non fino al punto iniziale dal quale era partito la Straffe Expedition, mantengono alcuni, soprattutto alcune cime, al di là del vecchio confine. Quindi, per esempio, ad Asiago, per chi è un po', per chi frequenta la zona, viene tenuto parte del Monte Zebio, viene tenuto il Monte Ortigara, dove poi ci sarà la famosa battaglia, no, degli Alpini, viene mantenuta cima 12, che è la cima più alta dell'altopiano d'Asiago, e così via. Mentre nel Pasubio, che è la zona che interessa a noi, gli austriaci decidono che non devono cedere nemmeno un centimetro. Perché? Perché il Pasubio, intanto si erano arroccati, e poi il Pasubio era considerato uno snodo fondamentale per poter ipotecare una futura azione offensiva e poi scendere a valle, come vedremo tra poco. Per cui, terminata la Straffe Expedition, c'è il contrattacco italiano sia sull'altopiano d'Asiago sia sul Pasubio, ma sul Pasubio gli austriaci non demordono e decidono di arroccarsi sulle posizioni più avanzate che erano riuscite ad occupare durante la Straffe Expedition. Ed è proprio qui che si forma il nuovo fronte. Vedete qui, questo è il Pasubio, là in fondo c'è Rovereto, qui in basso a destra c'è la pianura padana, il Vicentino, il rifugio Papa, dove termina la strada delle 52 gallerie, si trova qui. Il nuovo fronte, che ha seguito la Straffe Expedition, si trova poco più a nord del rifugio Papa, e tra due speroni rocciosi che fino a quel momento non avevano nessun significato, non avevano neanche un nome proprio, che prenderanno il nome di Dente italiano e Dente austriaco. Gli italiani arroccati da un lato e gli austriaci naturalmente arroccati dall'altro, e il fronte correva proprio lì. Posso anche mostrarvi l'immagine, eccolo qui, vedete, questo qui a sinistra è il Dente italiano, quindi sarebbe questo, insomma, sulla mappa. 200 metri più in là, più o meno, c'era il Dente austriaco, dove invece si erano arroccati gli austriaci. Il fronte correva proprio lì in mezzo, dove c'è quella selletta. E erano così vicine le posizioni da non consentire attacchi frontali, perché appena un soldato di una parte o dell'altra metteva fuori la testa, o con le mitragliatrici o con i cecchini o con l'artiglieria, veniva immediatamente eliminato, non era possibile. Per cui cominciò, ma questo poi è un altro capitolo, una guerra di mine, cioè entrambi gli schieramenti cominciarono a scavare molte gallerie, è rimasta famosa la galleria Achille Papa, lo stesso generale che dà il nome al rifugio. Cominciarono a costruire diverse gallerie per cercare di piazzare delle mine l'uno sotto le postazioni dell'altro, in modo tale da eliminare l'ostacolo. Però questo è un altro capitolo, insomma, una guerra di mine che prende piede a cavallo tra il 17 e il 18. In tutto scoppiano 10 mine,
faccio notare che l'attuale conformazione dei due denti, soprattutto del dente italiano, è molto cambiata rispetto alla situazione prebellica, perché a furia di far scoppiare mine, proprio la morfologia della montagna è cambiata, perché il quantitativo di esplosivo utilizzato era davvero enorme, però questo è un altro capitolo, magari ne parleremo un'altra volta. Ecco, allora gli austriaci perché si intestardirono così tanto nel voler dar battaglia sul dente austriaco nel tentativo di scalzare gli italiani definitivamente dal lembo meridionale del Pasubio? Perché, vedete, il Pasubio era uno snodo assolutamente strategico. Se gli austriaci avessero ottenuto il controllo di tutto il Pasubio, avrebbero ottenuto poi facilmente anche il controllo delle valli sottostanti. Perché qual era la logica di fondo? Un esercito, italiano o austriaco che fosse, per poter invadere il nemico, doveva trasferire una quantità enorme di uomini e di mezzi e quindi doveva attraversare le valli, ma controllando le cime dei monti che davano sulle valli e piazzando lì l'opportuna artiglieria, le valli venivano rese impraticabili perché chiunque ci avesse messo il naso dentro con l'artiglieria sarebbe stato spazzato via. Per cui controllare le cime dei monti significava controllare le valli. Controllare le valli significava decidere chi poteva passare e chi no, naturalmente. Questa era la logica fondamentale della guerra alpina, per quello si combatteva ad alta quota. Ecco, allora se gli austriaci avessero conquistato il Pasubio, vedete qui dalla cartina, avrebbero ottenuto con molta facilità l'accesso alle valli circostanti e quindi avrebbero potuto percorrere la Val Larsa, che poi sfocia nella Val Leugra, e giungere fino a Schio e quindi in pianura padana. Oppure dall'altra parte avrebbero potuto percorrere la Val Terragnolo, che poi diventa Val Posina, e quindi tornare ad Arsiero. Arsiero l'avevano già occupata con la Straffa Expedition, ma magari la si poteva occupare nuovamente e quindi ottenere l'accesso alla pianura. Oppure dalla Val Leugra, vedete, avrebbero potuto deviare e andare verso Recoaro Valdagno e quindi anche qua poi sfociare nella pianura vicentina al confine col Veronese. Insomma, avevano diverse opzioni, però per poter aprirsi questi varchi era necessario spazzare via la presenza italiana sul lembo meridionale del Pasubio. Gli italiani però erano particolarmente arroccati perché avendo pochissima profondità e quindi pochissime linee difensive dovevano arroccare il più possibile quelle poche linee che potevano schierare sul versante meridionale del Pasubio. Ma per potersi fortificare, per poter resistere sul Pasubio, evidentemente c'era bisogno di poter rifornire costantemente i soldati là collocati, quindi non solo mandare uomini, mandare i cambi, ma mandare munizioni, mandare armi, mandare cibo, acqua, e mandare vettovagliamento, vestiti, tutto quello che serviva per poter far sopravvivere migliaia e migliaia di uomini in cima alla montagna, perché si tratta di migliaia di uomini, e per metterli nelle condizioni di combattere il meglio possibile, evidentemente. E qui però nasce il problema, e qui nasce il problema. Perché? Perché fino alla Straffa Expedition, quindi fino al 15 maggio 1916, gli italiani potevano rifornire le proprie truppe in cima al Pasubio con una strada piuttosto agevole, la strada degli Scarubbi. La vedete lì sulla mappa, no? Vedete, il versante sale su questo versante del Pasubio, quando siamo sul versante, diciamo, orientale, ed è una strada piuttosto agevole, la vedete qui nell'immagine, no? Qui la vedete a scendere, ma naturalmente si poteva percorrere nelle due direzioni. Era una strada rotabile, lunga circa 10 km, che collegava i piedi del Pasubio con il rifugio Achille Papa, per cui con la cima del Pasubio, con le porte del Pasubio cosiddette. E qui potevano andare e venire mezzi e rifornire le truppe italiane. Con la Straffa Expedition però c'è un problema, perché, vi dicevo, gli austriaci sfondano le linee italiane, poi in parte vengono ricacciati, ma mantengono alcune nuove cime conquistate con la Straffa Expedition. E alcune cime circostanti il Pasubio vengono
che prima di possesso italiano, dopo la strappa spedizione rimangono invece di possesso austriaco. Per cui dalla strappa spedizione in poi la strada degli Scarubi non era più percorribile, perché diventava visibile dalle artiglierie nemiche, collocate sulle nuove cime circostanti raggiunte. E questo era un bel problema, perché è vero che già prima comunque la strada degli Scarubi aveva il problema delle slavine, d'inverno era difficilmente percorribile proprio a causa delle slavine, ma a maggior ragione, ora che le artiglierie nemiche potevano spazzare come volevano su quella strada, si faceva fatica a percorrerla per rifornire gli italiani che stavano sul dente italiano, che dovevano resistere contro gli austriaci. Certo, gli italiani cercano insomma in qualche modo di utilizzarlo ugualmente e quindi cominciano a mimetizzarla, tirano su dei pali, delle frasche, delle foglie, in modo tale che da distante si mimetizzasse con lo sfondo. Viene utilizzata per lo più di notte e quindi dei camion vanno e vengono di notte, però gli austriaci sentono i rumori, se sentono i rumori si allarmano e allora con dei potenti riflettori cominciano a illuminare la strada per cercare di capire cosa succede e poi comunque nel dubbio le artiglierie austriache quando si allarmavano cominciano a sparare a zone fisse la strada degli Scarubi in modo da renderla impraticabile, no? Perché attuavano un fuoco di sbarramento che in più posizioni prefissate che rendeva impossibile l'andirivieni dei mezzi. E questo era il grosso problema logistico che si schiudeva dinanzi all'esercito italiano terminata la straffe spedizione. Certo, il lembo meridionale del Pasubio era rimasto in più o meno saldo possesso degli italiani perché ci furono delle battaglie molto molto violente, poi a un certo punto arriva l'inverno, nevica, non si combatte più, però diciamo che dal luglio del 16 fino all'ottobre del 16 ci furono battaglie molto sanguinose e però per poter mettere, ripeto, in condizioni i soldati di combattere bisognava rifornirli. La strada degli Scarubi non era più sufficiente e quindi bisognava pensare a qualcos'altro. Che cosa? Costruire una nuova strada. Ma dove costruirla questa nuova strada? Perché vedete il Pasubio è un massiccio abbastanza squadrato, no? E sul versante nord questo qui declina piuttosto dolcemente verso Rovereto e quindi gli austriaci furono fortunati da questo punto di vista perché poterono facilmente come dire, aprire delle strade d'accesso al Pasubio in condizioni del tutto agevoli, in un lato che non era visibile dalle artiglierie italiane. Il lato est e il lato ovest non erano praticabili perché erano visibili dalle artiglierie austriache. Si poteva costruire una strada d'accesso alle porte del Pasubio, quindi diciamo Rifugio Papa e poi al dente italiano, solo sul lato meridionale, che è questo qui, che però, guarda caso, era anche il lato più scosceso, quello più impervio. Lo vedete qui. E proprio qui, eccolo qui, vedete, e proprio qui venne costruita la strada delle 52 gallerie. Un'opera ingegneristica straordinaria, veramente faraonica, perché si trattava di, come dire, violentare la montagna in uno dei suoi lati più impervi in assoluto. Fu considerata l'opera ingegneristica più straordinaria dell'esercito italiano, forse l'opera ingegneristica più straordinaria della Prima Guerra Mondiale, e che però fu efficace perché grazie alla strada delle 52 gallerie, per i mesi e per gli anni successivi di guerra, l'esercito italiano poté rifornire le proprie linee sul dente del Pasubio e quindi mantenere le posizioni. È una strada che probabilmente tra poco verrà elevata al rango di monumento nazionale, è una strada conosciuta anche all'estero, di straordinaria bellezza, che viene percorsa più o meno da 50.000 alpini, o comunque escursionisti, alpini in senso lato, ogni anno. Ecco, nei prossimi video la percorreremo anche noi virtualmente, illustrando alcuni aspetti interessanti, nella speranza di stimolarvi a percorrerla fisicamente, a vestire uno zaino, a mettere le pedule e arrivare fino a Rifugio Papa. Un saluto, arrivederci.